venerdì 10 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi parleremo di autonomia differenziata, pro e contro, di cardiologia clinica e interventistica e come a Catania gli studenti affrontano il problema della sicurezza sul lavoro dopo Casteldaccia. Ma appunto di questo vogliamo parlare, la strage tra dolore, rabbia e denunce. Il titolare dell'azienda che aveva in subappalto i lavori è indagato per omicidio colposo plurimo, le autopsie sui corpi di 3 e 5 operai confermano le cause della morte, purtroppo a uccidere l'idrogeno solforato sprigionato dai liquami. Intanto lunedì si svolgeranno i funerali di Giuseppe La Barbera, migliorano ma è ancora in pericolo di vita il 6° operaio che è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Palermo, mentre un suo collega è stato dimesso dall'ospedale di Partinico ed era in condizioni decisamente migliori. Vediamo ancora altri particolari. Le vittime avevano i polmoni completamente ostruiti. Le prime autopsie su Epifani Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano, 3 dei 5 operai morti a Casteldaccia, confermano i primi sospetti che attribuivano all'idrogeno solforato sprigionato dalla fermentazione dei liquami la causa del decesso. Saranno ispezionati i corpi delle altre 2 vittime, Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia. Alle operazioni peritali erano presenti anche i consulenti delle parti offese. Oggi c'è questo triste passaggio delle autopsie, poi confidiamo nell'autorità in tutte le attività che dovranno essere fatte per poi trovare i responsabili, quali sono un po' tutti i responsabili a catena, e noi facciamo il nostro lavoro. In ogni caso poi vedremo un po' anche l'esito della consulenza, penso che verificheranno anche la società Quadrifoglio, vedranno un po' che tipo di attrezzature hanno, perché poi c'è anche un ragionamento di vigilanza nei subappalti, quindi vediamo un po' quello che esce fuori. Intanto c'è questo momento di lutto. La procura intanto ha rilasciato ai familiari di Giuseppe La Barbera il nulla osta alla sepoltura. I funerali del giovane si svolgeranno lunedì nella chiesa del Carmelo di Palermo, dunque niente funerali comuni. Per le morti è indagato Nicolò Di Salvo, il titolare della società Quadrifoglio per cui lavoravano 4 delle vittime, che risponde di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e di lesioni personali colpose gravissime aggravate ai danni di Domenico Viola, unico dipendente sopravvissuto ancora ricoverato nella terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza del Policlinico. Il quadro neurologico fortunatamente mostra segnali positivi e di miglioramento. La prognosi resta ancora riservata. È stato dimesso invece l'operaio 39enne scampato alla tragedia. Ponte sullo Stretto, niente avvio dei cantieri per l'estate. La società Stretto di Messina chiede tempo al Ministero. L'amministratore delegato Ciucci ha detto servono 4 mesi in più per altri approfondimenti. 4 mesi in più per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura in corso di valutazione di impatto ambientale del ponte sullo Stretto, che con i nuovi termini temporali sarà consegnata entro metà settembre. La società Stretto di Messina, di concerto con il contraente generale Eurolink, ha chiesto una sospensione di 120 giorni dei termini. La decisione è stata motivata dall'amministratore delegato della Stretto Pietro Ciucci per l'eccezionale rilevanza dell'opera e riflette la volontà e il massimo impegno della società nel fornire puntuali ed esaurienti risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti. Ciucci, che da mesi racconta la favoletta che si trattasse di semplici osservazioni e suggerimenti, adesso chiede tempo non sapendo che pesci prendere. È il commento dei comitati No Ponte, che parlano di un grande bluff smascherato, di un progetto che è una scatola vuota. I tempi si allungano quindi, ma intanto prosegue l'iter con la Stretto di Messina, che attiverà un cassetto virtuale per la dematerializzazione e la velocizzazione dello scambio delle comunicazioni tra le parti e facilitare così l'accesso agli atti degli destinatari delle procedure espropriative relative alla realizzazione del ponte. Sarà uno strumento su base volontaria che entrerà in funzione dal 10 giugno, ma che lo stesso Ciucci ha precisato non rappresenta un'accelerazione delle procedure espropriative, ma un'attività propedeutica all'avvio della fase attuativa degli espropri, che sarà possibile solo dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPES, prevista per l'autunno prossimo.
Eccoci di nuovo in diretta, diamo la linea a Angelo Gagliano per la rassegna stampa siciliana. Cominciamo stamattina con l'edizione di Palermo di Repubblica e partiamo con i misteri del cantiere. Il riferimento è alla strage di Casteldaccia e leggiamo ancora: per adesso un solo avviso di garanzia, ma l'inchiesta sulla tragedia degli operai può estendersi. Nel mirino i legami fra le due aziende incaricate dall'AMAP, commesse ovunque e lavoratori in qualifiche basse. E poi ci sono le parole del giudice Calè, che dice: più vincoli per i subappalti a cascata. Poi vedete ancora il racconto: pioggia e lacrime sul dolore dei parenti, ce li hanno uccisi. Queste sono le parole dei familiari delle vittime di questa ennesima tragedia sul lavoro. E poi, sempre sulla prima pagina di Repubblica Palermo, la parentopoli dello zoo profilattico, sfilata di cognati e nipoti nell'istituto regionale che funziona come un ufficio di collocamento. Così scrive stamattina Repubblica Palermo. Qui dentro i curriculum non valgono, conta quale politico chiama prima. Sarebbe questo il mantra che circola nei corridoi dell'istituto zooprofilattico fra ricercatori, collaboratori e consulenti che a vario titolo affollano le stanze dell'ente. A raccontare la Repubblica un super testimone che ha lavorato lì per mesi. E poi ancora si parla di lavoro, i compensi tagliati, i rider di Glovo sul piede di guerra, adesso dicono scioperiamo e quindi si fermeranno con ogni probabilità. Ancora il congresso di ANM, 1000 magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati, Palermo Capitale della Giustizia. Saranno più di 1000 magistrati che da oggi fino a domenica parteciperanno per l'appunto al congresso, atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le pagine interne per approfondire le notizie che abbiamo visto in prima, sempre da Repubblica Palermo. Vedete quelle due imprese tuttofare con molti lavori e un filo comune. Sotto la lente la Tech che ha vinto l'appalto e la Quadrifoglio cui ha ceduto un lotto, commesse ovunque e dipendenti con qualifiche basse. Questi sono i fari accesi dagli investigatori, dalla magistratura sul subappalto, comunque sui collegamenti fra le due aziende. E poi Casteldaccia, i misteri del cantiere, questo è il titolo all'interno, un solo avviso di garanzia, ma l'inchiesta sulla strage nelle fogne può estendersi ai raggi X e i legami, come abbiamo detto, fra le aziende che sono state incaricate per questi lavori. Ancora, il dolore tra le bare sotto la pioggia, me lo hanno ucciso senza dargli scampo, il padre di La Barbera aveva tutta la vita davanti, come si fa ad andare avanti? Questa è la sua domanda. La madre disperata lo chiamano eroe, ma lui era là ogni giorno dandosi da fare per la famiglia. Le prime autopsie, abbiamo già sentito, hanno confermato che gli operai sono deceduti per asfissia. Questa è la causa del decesso. Ancora dalle pagine interne torniamo a parlare di Bluetech, perché lo stabilimento di Termini Imerese continua a fare parlare. E battaglia per l'assegnazione, ora meccatronica in asse con Pelligra. Sciara Group valuta il carteggio richiesto che è stato consegnato ieri dal Ministero, pronti al ricorso alla TAR. Questo è dunque ancora una volta la posizione delle aziende che hanno praticamente perso in qualche modo il confronto per l'assegnazione dello stabilimento di Termini Imerese. Glovo riduce i compensi, cresce l'ansia dei rider, sono pronti allo sciopero. Da Carini a Palermo i ciclofattorini parlano di modello di business tossico e la prossima settimana la Nidil CGL ha in programma un'assemblea. Vedremo gli sviluppi di questa protesta. Adesso invece andiamo a leggere la prima pagina del giornale di Sicilia. In primo piano ancora la strage sul lavoro, le chiavi, la discesa, l'asfissia, i raggi X, il ruolo del direttore dei lavori presente sul luogo della strage. L'autopsia conferma gli operai sono tutti morti in pochi secondi per avere inalato idrogeno solforato. Le salme intanto, alcune salme sono state restituite ai parenti, quella su cui sono state fatte, è già stato fatto l'autopsia. Ci saranno funerali separati e ancora vedete
leggiamo dal Policlinico: il ferito riconosce moglie e figlio, in terapia intensiva prosegue la lotta di Domenico Viola, quindi le sue condizioni fortunatamente sembrano migliorare. E intanto l'altra tragedia nella giornata di ieri, perché noto è sotto shock, una bimba di 10 mesi è morta per aver ingerito candeggina, è stata immediatamente trasferita al pronto soccorso ma era troppo tardi, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta, si cerca di ricostruire la dinamica di questa tragedia familiare. E poi una vicenda che ha sviluppi nazionali, che ha connotazioni nazionali, perché il ministro è stato zittito, è intervenuto anche Mattarella. Eugenia Roccella, contestata dagli studenti a Roma, costretta ad abbandonare gli stati generali sulla natalità, il presidente voler mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con la civiltà e la Costituzione. La Meloni parla invece di show ignobile. Andiamo avanti con le altre prime pagine, stavolta andiamo sulla Sicilia di Catania, che ha intanto in primo piano il vaccino AstraZeneca in pensione, giustizia per i nostri parenti, l'onda lunga della pandemia Covid. Si continua ancora a parlare di questa vicenda, e dagli USA c'è una nuova variante, buca l'immunità ma niente allarmismi, c'è una nuova variante che si sta diffondendo a proposito di Covid. E poi la natalità, studenti contro Roccella, la ministra contestata a lungo e costretta ad andare via sbotta, io censurato, solidarietà immediata da Mattarella e anche da Meloni. Lo stesso Mattarella comunque ieri ha parlato, c'è un monito forte del Presidente della Repubblica, la Costituzione è di tutti e va difesa, queste le sue parole. Ancora l'inchiesta invece che ci porta a Genova, Fratelli d'Italia teme l'effetto Toti alle europee, il nodo dei finanziamenti ai partiti. Poi fotonotizia, vedete, leggiamo, festa del teatro, Aiace apre stasera a Siracusa la stagione dell'Inda, uno spot per la Sicilia. Queste le notizie dalla prima pagina della Sicilia. Andiamo adesso a leggere invece le pagine interne, perché il tema della siccità è sempre di grande attualità, nonostante le piogge delle ultime ore. Non servono toppe, adesso invece interventi strutturali. Un SOS che arriva da Catania, c'è stato un incontro che abbiamo seguito nei nostri telegiornali, voluto dal prefetto per fare il punto sulla grande sete delle campagne. E poi ancora sempre dalle pagine interne della Sicilia, a Sommatino, siamo in provincia di Caltanissetta, 2 fucilate alla macchina del sindaco Letizia, turbato per l'accaduto, temo per la famiglia. Queste sono le sue parole. Ancora sulla strage, sul lavoro, i polmoni ostruiti dal gas letale, così sono morti gli operai, la strage di Casteldaccia, effettuate le prime 3 autopsie, migliorano le condizioni del sopravvissuto. E vedete, si torna a parlare della ragazza scomparsa a Taormina, l'appello della madre, Denise torna a casa, queste dunque le parole, l'appello della mamma. Poi ancora sul ponte, i tempi slittano a settembre, lo Stretto di Messina, la società ha chiesto al Ministero dell'Ambiente una proroga di 4 mesi per rispondere alle 239 richieste di integrazione per il progetto, le opposizioni un bluff mascherato. Ancora dalle pagine interne, attenzione a questa notizia che riguarda tutti i consumatori, le bollette in Italia più 23% sulla media europea. Nel secondo semestre del 2023 una famiglia tipo ha speso 180 euro in più rispetto insomma a quello che è la media in Europa. E sulla pagina invece della città di Catania, della provincia di Catania, viene tracciata la nuova geografia della mafia. Processi e retate hanno colpito duramente i clan, ecco chi ha riempito i vuoti di potere. Picanello resta la roccaforte storica della famiglia Santapaola, in alcuni rioni la leadership è passata ai Cappello. Questa è la fotografia che viene fatta per l'appunto dalla collega Laura Di Stefano sul quotidiano La Sicilia. E poi il processo al Delcorano ha fissato l'appello dopo il ricorso di PM e procuratore generale, si aprirà a fine giugno davanti alla Corte d'Appello il processo frutto del ricorso di procura e procura generale sul rigetto del Tribunale di emettere una misura di prevenzione a carico di Aldo Ercolano, figlio di Pippo e nipote dello storico capomafia Nitto Santapaola. Siamo adesso
invece alla Gazzetta del Sud, e vedete il tema del ponte chiaramente è sentitissimo, in riva allo Stretto, la società Stretto chiede più tempo, i chiarimenti arriveranno ma non prima della metà di settembre. Ponte, necessaria una sospensione di 120 giorni per presentare documenti integrativi al Ministero dell'Ambiente. E poi verso i lavori della tranvia il viale diventa una vera isola. A Messina c'è stato un incidente sul lungo lago, un bus è finito contro le barriere, singolare incidente è venuto a Ganzirri vicino all'ortopedico, un autobus ha sfondato la barriera in legno che circonda il lungolago e una parte della staccionata ha sfondato il vetro centrale ed ha attraversato tutto il mezzo. C'è stato fortunatamente un solo ferito grave, lieve, poteva andare certamente molto peggio. Allora, pagine interne della Gazzetta del Sud e vediamo subito, vedete, sono stati uccisi dai gas letali, le conferme dalle autopsie, autorizzati 3 funerali, l'inchiesta delinea le responsabilità, l'operaio sopravvissuto è ancora in condizioni critiche, anche se comunque ci sono segnali certamente di miglioramento. Adesso vediamo ancora sulla siccità, la stagione irrigua è paralizzata, negli invasi c'è solo il 25% di acqua, siamo profondamente insoddisfatti dalle misure finora adottate, la CIA Sicilia Orientale rilancia i timori, i governi non hanno compreso il dramma, questo è l'allarme ancora una volta lanciato per l'appunto dalle organizzazioni sindacali. E poi chiudiamo con lo sport siciliano, poi più avanti parleremo anche di quanto è avvenuto ieri in Europa. Per i rosanero 90 minuti per blindare il 6° posto ai playoff, per centrare l'obiettivo oggi serve una vittoria contro il Sud Tirol, negli scontri diretti Palermo in svantaggio con Sampdoria e Brescia. Non sono stati convocati alcuni giocatori, fra questi Gomez e Ceccaroni tenuti a riposo. In attacco ci dovrebbe essere la coppia Brunori e Soleri. Chiudiamo con il Catania. Nel TG di ieri sera abbiamo fatto vedere la festa del Massimino con i 2000 e oltre tifosi presenti sugli spalti. A sostegno che show al Massimino c'è stato un allenamento a porte aperte, cori da spareggio per 2 ore, il gruppo guidato da Zeoli si gode un pomeriggio di grande entusiasmo e oggi è prevista la conferenza stampa di Zeoli, poi la squadra, come sapete tutti, partirà per Fiuggi dove diciamo preparerà l'esordio che è previsto per martedì nel playoff, negli spareggi per la promozione. Mi fermo qui per adesso. Bene, facciamo una breve pausa, tra poco la rassegna stampa nazionale. Vi ricordo che intorno alle 8:30 parleremo di autonomia differenziata e vedremo le 2 posizioni differenti, pro e contro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale con Angelo Gagliano. Allora, stamattina per i nazionali cominciamo dal Corriere della Sera, ma che ha un titolo che troviamo su tutti gli altri quotidiani, cioè la contestazione alla ministra Roccella e bufera, la ministra io censurata, il Colle scontro e contro la civiltà, Meloni show ignobile, un gruppo di studenti impedisce l'intervento agli stati generali della natalità, solidale il centrodestra, distinguo a sinistra. Questo è quello che scrive il Corriere, che poi in prima pagina ha ancora parole del Capo dello Stato. La Costituzione è di tutti, va difesa. L'intervento di Mattarella, perentorio da parte del Capo dello Stato. Poi ancora leggiamo l'inchiesta su Toti, 20 imprese nel mirino dei PM. Crosetto comunque contro le toghe, si legge ancora. È gravissimo, un poliziotto a Milano che è stato accoltellato, c'è tensione tra Sala e il governo, arrestato Magabrino, doveva essere espulso, il sindaco fatto poco, la replica strumentalizza, questo è il botta e risposta tra il primo cittadino di Milano e il governo. Poi i fatti che ci portano ai conflitti in Medio Oriente ma anche in Europa, Biden a Israele, freno su Rafah o stop alle armi, Netanyahu avanti da soli, quindi anche senza le armi degli Stati Uniti Netanyahu è deciso ad andare avanti per
l'invasione di Rafah. Putin, la parata, nessuno può minacciarci, e cita lo scontro globale. Queste sono le parole ieri pronunciate dal capo del Cremlino. E poi c'è una intervista accompagnata da una fotonotizia, l'intervista all'interno del commissario tecnico della Nazionale, Spalletti verso l'europeo in azzurro, siamo fratelli, il CT sussurra ai cavalli, in ritiro voglio Rivera. Queste sono le non è un'iniziativa, bella la fotografia, bellissima. non è un'iniziativa nuova quella di avere un big del passato, diciamo, in nazionale per qualche ora, per qualche giorno, già fatta, già sperimentata dallo stesso Spalletti. Approfondiamo la vicenda della contestazione alla ministra Roccella. Vedete, contestata dagli studenti, abbandona il palco, io censurata, la ministra rinuncia a parlare durante gli stati generali della natalità, la solidarietà di Mattarella e di Meloni e dell'opposizione. Volere mettere a tacere chi pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e della Costituzione. Queste le parole del Presidente della Repubblica. Lasciamo adesso, l'abbiamo visto dalle pagine interne di Repubblica, intanto la riflessione del Capo dello Stato, ma intanto vediamo la prima pagina di Repubblica che parla di cassaforte di Toti, l'inchiesta di Genova, la procura indaga su oltre 2 milioni di euro versati nell'arco di 7 anni da imprenditori al governatore della Liguria. Fratelli d'Italia e Forza Italia mettono nel mirino la gestione degli appalti del ministro Salvini e il record di finanziamenti privati alla Lega. Mattarella difende intanto, ancora abbiamo visto la Costituzione, è scritta con saggezza ed è attuale. Poi la fotonotizia, stati generali della natalità, Roccella contestata dagli studenti, abbandona il forum, io censurato. È una delle notizie che si ritrovano dunque stamattina sui quotidiani. E poi dall'estero il tema è quello dei conflitti. Biden, niente bombe per Rafah, Netanyahu faremo da soli. E poi quel filo da Mosca a Gaza, in qualche modo c'è la riflessione di Paolo Garimberti stamattina che parla di una triangolazione tra Washington, Mosca e Gerusalemme dalla quale può dipendere l'esito delle elezioni presidenziali americane, e la coincidenza tra lo scontro Biden-Netanyahu su Rafah e le dichiarazioni anti-occidentali di Putin sottolinea per l'appunto questo collegamento. E poi al Salone del Libro Rushdie attacca la Meloni, è ancora infantile, queste le parole dello scrittore iraniano. Poi ancora altre prime pagine, stavolta siamo sulla Stampa. Vedete le parole di Conte, leader, presidente del Movimento 5 Stelle, a Genova il ritorno di Tangentopoli, questo scrive e questo dice nell'intervista che trovate nelle pagine interne. Mattarella, sempre libertà di parola, natalità, Roccella contestata, lascia la sala, io censurata. Dove sono i difensori di Scurati, è la domanda che viene posta. E poi vedete foto notizia, anche qui Rushdie dice Meloni sia meno infantile, questa è la contestazione curiosa fatta. Questa cosa Sicuramente, magari va a approfondire, sono due approfondimenti all'interno della Stampa di stamattina, si può certamente, avendo il tempo, andare a leggere. Poi Israele contro Biden, quindi si acuisce questo scontro dopo lo stop alle armi, sta con Hamas, vinceremo da soli. Questa è la risposta di Israele. Poi se Putin ha la parata ha un solo carro armato. Vediamo, cerchiamo di capire perché pare che ce ne sia stato soltanto uno, comunque insomma sono riflessioni che vengono fatte. Sono spunti. Sono spunti, certamente, chiaramente, delle metafore anche per insomma, fare capire qual è la situazione, qual è il termometro al momento. Il Messaggero, aborto, vedete, scrive il quotidiano di Roma, il bavaglio a Roccella, contestata e zittita da un gruppo di giovani, la ministra lascia gli stati generali della natalità, Mattarella è solidale, gesti contrari alla civiltà, l'ira di Meloni, ma idem non è censura. Questo è quello che dicono i democratici. Attenzione a questa notizia che ritroviamo sul Messaggero, a Roma c'è la svolta per i taxi, altre 1000 licenze, il doppio agli NCC e ancora possiamo leggere Gualtieri corre ai ripari in vista del giubileo, gare entro fine giugno, la minaccia dei ricorsi. Questo per quanto riguarda la città di Roma, la capitale. E poi c'è l'intervento sottolineato anche dal Messaggero, il Colle, le riforme, la Costituzione è di tutti e va
difesa, l'analisi pensioni e debito, il peso dell'Italia che non ha figli, perché in Italia nascono pochissimi bambini. Altre notizie, intanto il calcio giocato, Paredes fa sognare la Roma, poi è arrivata la beffa, Euroleague 2 rigori, ma i tedeschi rimontano 2-2, la finale sarà Bayern-Atalanta, l'Atalanta ha regolato l'Olympique Marsiglia in maniera secca 3-0. E poi una notizia che parla di calcio ma non di calcio giocato, nasce l'Authority per i conti del calcio, la FIGC fa muro, è una questione questo piuttosto dibattuta con tante diciamo resistenze. Vediamo anche la prima pagina di Libero. Eccolo, clima d'odio su di noi, polizia contro la sinistra, l'aggressore clandestino in Italia da 22 anni, Sala lancia accuse al governo ma i sindacati lo smascherano, ci hanno lasciati soli. Questo è quello che dicono sul Libero questa mattina. Anche qui i versetti sadianici, il salone del libro, esattamente, inizia con le critiche di Rashdi alla Meloni e da qui praticamente... Dice che si ispira a Saviano, insomma. Insomma, in qualche modo bello sì. sto titolo, anche se molto polemico. Ci mancherebbe. Chiaramente sono i punti di vista sempre molto diversi. Andiamo a leggere invece le altre prime pagine di questa mattina. Siamo su Avvenire, che ha sempre un'apertura diversa rispetto a tutti gli altri quotidiani. Un giubileo per ridare la speranza al mondo. Francesco consegna la bolla di indizione dell'anno santo, una porta santa anche in carcere. Questa è la decisione. Poi l'ultimatum di Biden, stop alle armi se si colpisce Rafah. Roccella contestata e zittita, Mattarella incostituzionale. E Putin mostra i muscoli, scontro globale se minacciato. Queste sono le parole del leader del Cremlino. Siamo sul Fatto Quotidiano, Rafah, rissa tra Biden e Bibi, fatto saltare 50% di acqua, non entrate, faccio da solo, e la denuncia all'AIA. E poi vedete la SAI, l'ultima, questo è quello che scrive stamattina il Fatto Quotidiano, se fatturi le mazzette non è reato, intanto la nuova accusa è finanziamento illecito, quindi c'è evidentemente molta polemica in questo certo, ci mancherebbe, con poi tutti gli approfondimenti del caso all'interno, nelle pagine interne diciamo del quotidiano, il Fatto Quotidiano. Mi fermo qui per stamattina. D'accordo, allora adesso vediamo il tempo, un'occhiata al meteo e poi parleremo di autonomia differenziata. Avremo due posizioni diverse, quelle di Alberto Cardillo, scusate, che è coordinatore dei Fratelli d'Italia a Catania, e quella di Anthony Barbagallo, che è segretario regionale del PD. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di venerdì che vedrà condizioni di bel tempo su tutto il nostro territorio con prevalenza di sole, seppur qualche nota instabile si farà ancora vedere specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia ionica. In effetti dunque quella di venerdì sarà una giornata in gran parte soleggiata con al più velature di passaggio. Come dicevo avremo solo un po' di variabilità nella seconda parte della giornata sulla Sicilia ionica, il tutto con temperature massime diurne in sensibile aumento. Non cambia poi lo scenario meteorologico per quanto riguarda la giornata di sabato. Alta pressione dominante, una giornata dunque in prevalenza soleggiata, ma ancora una volta avremo qualche disturbo specialmente sulla Sicilia ionica con qualche isolato fenomeno. Temperature massime diurne che si manterranno pressoché stazionari, valori che localmente toccheranno i 25-26 gradi. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, abbiamo con noi due ospiti importanti, sono Alberto Cardillo che è il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Catania e Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD. Vogliamo parlare dell'autonomia differenziata, si fa un gran parlare, ci sono state anche controversie e contestazioni, ma noi cercheremo oggi soprattutto di capire esattamente di che cosa si tratta, il più vicini possibile all'esattezza. Allora, è un disegno di legge che è già stato
approvato dal Senato e dovrà passare alla Camera. Ora, che cosa prevede? Io dico in estrema sintesi, poi eventualmente voi correggete e puntualizzate. Ci sono 23 materie su cui le regioni potranno avere autonomia decisionale, quindi tutela della salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura, commercio estero, quindi sono tantissime materie, ma tutto questo è subordinato a un elemento che ciascuna regione che intende adottare appunto questo livello di autonomia deve avere dei livelli essenziali di prestazione, che già si chiamano LEP, perché poi da noi in politica sempre si fanno le sintesi, devono cioè garantire livelli essenziali di prestazione per fornire questi stessi servizi, altrimenti non possono adottare l'autonomia differenziata su questi settori e rimangono secondo la legislazione nazionale. Ho detto bene, Cardillo? Assolutamente sì, direttore. Questa è una riforma che vuole responsabilizzare la classe politica che amministra i territori e le regioni. Un concetto molto semplice, anche se non si vuole semplificare, ma il tempo è tiranno. Semplicemente i cittadini vedranno come vengono spesi i loro soldi sul territorio. Non c'è più mamma Stato che si fa supplente della cattiva amministrazione che mal gestisce i soldi sul territorio. Voglio sommessamente far notare che già la devoluzione, quindi la gestione decentrata di tanti servizi essenziali come la sanità, è già legge dello Stato in Costituzione dal 2001 e fu la sinistra a volere quella grande riforma. Vorrei chiedere ai cittadini se oggi sono soddisfatti di come sono gestiti questi servizi. Io credo che il 99,9% non sono soddisfatti di questa riforma e questa riforma serve ad attuare tutta quella riforma che fu fatta 23 anni fa e serve a responsabilizzare la classe politica locale. Ti dico, amministratore regionale, tu spendi bene i tuoi soldi, allora tu avrai la possibilità di spendere ancora più soldi e i tuoi cittadini vedranno maggiori servizi. Li spendi male, i tuoi cittadini ti manderanno a casa. Prima di dare la parola a Barbagallo, un chiarimento. I livelli essenziali di prestazione sono relativi alla disponibilità finanziaria o alla disponibilità appunto dei servizi? Bisogna chiarire su questo prima di tutto un concetto, è ad invarianza di spesa, quindi lo Stato non spenderà più soldi di quelli che spende oggi, ma semplicemente vanno ad efficientare quelle che sono le uscite, quelle che sono i soldi dei cittadini saranno ancora più sacri di quanto lo sono oggi. I LEP servono ad individuare i costi standard uscendo dalla spesa storica, perché sulla spesa storica si guarda quando si è speso l'anno prima e se si è speso male si continua a spendere male. I costi standard servono ad individuare livelli essenziali di prestazione, quindi quanto costa un servizio reso bene ad un cittadino italiano su tutto il territorio nazionale, quindi non esisterà più una sanità di serie B al sud e una sanità di serie A al nord. Ma devono garantire questo livello, altrimenti non lo possono altrimenti non si fa. E le dico di più, direttore, se ci sono delle regioni che non vorranno adottare maggiore autonomia, comunque ci sarà un fondo di perequazione che servirà a tutelare questi livelli di prestazione che comunque dovranno avere un minimo di accesso per tutti i cittadini italiani. Barbagallo, la convince tutto questo oppure no? Non solo non ci convince, siamo convinti invece del contrario, che questo disegno di legge sarà una catastrofe per il Mezzogiorno e in particolare per la Sicilia. Alla Camera abbiamo iniziato la trattazione del testo lunedì scorso in discussione generale e sono emerse tutte le criticità che abbiamo evidenziato. Oggi la fotografia di tre materie in particolare, sanità, istruzione e trasporto pubblico locale, è un disastro al sud. Alcuni dati certificano e fotografano non una differenza tra cittadini di serie A e di serie B, tra cittadini di serie A e di serie Z. La Sicilia in questo momento esplode. Visite specialistiche che hanno file interminabili di oltre 2 anni per alcune visite. Ne parliamo frequentemente. Pronto soccorso che sono, come dire, stanno esplodendo. Ma mi scusi, ma che c'entra l'autonomia differenziata? C'entra perché oggi con questo disegno di legge vengono trasferite tutte le risorse delle regioni meno ricche, compresa la Sicilia, alle 3 regioni più ricche che sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Quindi lo Stato, anziché lenire le diseguaglianze, intervenire nei 3 settori dove, come dire, il disastro è più evidente, sanità, scuola e trasporto pubblico locale, lo Stato pensa
come dire, in base a un accordo di governo fatto tra le 3 forze parlamentari, perché la Lega chiede l'autonomia differenziata facendo fede a quella che è la sua storia, perché ancora oggi la Lega si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania, e quindi fa fede a quel disegno che ha iniziato Bossi nel 94 chiedendo più soldi, togliendo ai poveri per dare ai ricchi, soprattutto su queste materie, quando questo governo ancora oggi non ha finanziato una lira del fondo per l'insularità, non solo per il caro voli, ma neanche per la continuità territoriale. Per garantire, come dire, il gap, diciamo. Ha utilizzato tutti i fondi dell'FSC per accantonarli sul Fondo di Sviluppo e Coesione, che è quello che dovrebbe servire per le infrastrutture siciliane, le strade secondarie, per completare la Siracusa-Gela. L'ha azzerata questa autonomia. Lei non è d'accordo? Non sono assolutamente d'accordo, anche perché l'onorevole Barbagallo sa bene che una parte degli FSC sono stati investiti sul ponte sullo Stretto, che sarà un'opera straordinaria che servirà alla Sicilia e al Sud per colmare questo gap. Mi scusi, però riprendo la frase dell'onorevole Barbagallo. Sì. 3 regioni avranno ancora più soldi e il resto, compresa la Sicilia, si impoveriranno ulteriormente. Non è così, perché è un rapporto tra Stato e singola regione, e non tra Stato che mette tutti i soldi in un calderone e poi ne dà un po' di più a chi è, mettiamola così, più raccomandato. Non è così. È un rapporto tra Stato, governo centrale e singola regione, ma tra l'altro c'è un processo rafforzato che garantisce tutti, perché quando verrà fatto ogni accordo ci sarà una bozza di accordo che sarà fatta secondo gli statuti delle diverse regioni, che sarà trasmessa al governo centrale, che dovrà confrontarsi per la prima volta con il Parlamento. Poi il Parlamento farà le proprie osservazioni al governo, il governo farà un testo finale che sarà nuovamente trasmesso al Parlamento, che lo approva a maggioranza assoluta, quindi c'è una garanzia assolutamente per tutti. Ma scuote la testa, dice no, siamo molto preoccupati anche perché, guardi, in questo momento serviva far capire ai siciliani, a tutti gli abitanti del Mezzogiorno, la situazione quanto è grave. Dalla fine dell'anno le 3 regioni più ricche potranno trattenere per intero il gettito all'interno dei propri territori. Quindi la perequazione... Chi sono le 3 regioni? Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Quindi oggi la parte perequativa del trasferimento delle risorse che va alle regioni meno ricche, quelle del Mezzogiorno, non ci sarà più, con l'aggravante che i famosi LEP di cui lei parlava all'inizio non hanno oggi una lira di copertura. Non è che ci sono le risorse, il governo, se si voleva avventurare in forme di autonomia differenziate per le regioni, doveva garantire con risorse certe per compensare i servizi che non ci sono oggi al Sud e nelle regioni meno povere. Non c'è una lira e non c'è neanche la possibilità concreta di capire come verranno distribuite queste risorse. Ultimi 2 minuti, avete un minuto ciascuno. Onorevole Barbagallo, se non ci sono le coperture la riforma non si fa. Questo è stato chiarito, che la riforma si fa ad invarianza di spesa. Dopodiché, direttore, io faccio un esempio molto semplice. All'università, quando studiai macroeconomia, mi colpì un fatto, che i paesi che spendono peggio i loro soldi sono quelli che non li prendono al sacrificio ai cittadini e dalle tasse. Cioè, per esempio, i paesi del Medio Oriente, quelli che le prendono al petrolio, perché è una risorsa, tra virgolette, infinita, che non comporta sacrificio, e li spendono malissimo. Al Sud il nostro petrolio, purtroppo, che è un petrolio negativo, sono le clientele, e fino ad oggi molti politici, molti amministratori hanno amministrato male i soldi dei loro cittadini, perché il Sud è una bugia che è povero al vertice, è povero alla base, ma è ricchissimo al vertice di risorse che vengono spese male. Allora oggi cosa si dice ai politici del Sud? E prima di tutto è una responsabilità per noi politici del Sud: spendete bene i vostri soldi e i cittadini vi voteranno per quello che fate, non per i favori che fate a Palazzo. Mi sembra importante quello che ha appena detto Cardillo. Soprattutto con riferimento a Palazzo Orleano, dove pare che le clientele sono molto diffuse, quindi noi continueremo ad avversare questo testo che per noi è, come dicevo all'inizio, catastrofico, e per tutto il Mezzogiorno. Siamo molto preoccupati anche perché, ad esempio, sui trasporti pubblici oggi l'AST continua a cancellare migliaia di corse al giorno, ma dico, ci sono ragazzi che non riescono ad andare a scuola e gente che non riesce ad andare a lavorare. C'entra l'autonomia differenziata? C'entra perché sul trasporto pubblico locale ci sono competenze specifiche delle regioni, e anche sui porti e sugli aeroporti, cioè le infrastrutture
strutture strategiche sono tra le materie che dovrebbero essere devolute alle regioni e quindi oggi manca ogni capacità perequativa, figuriamoci se tagliano queste risorse. Quindi, scusa Anthony, ma quello che dice l'onorevole Barbagallo fa una fotografia oggi di molte cose che non funzionano, ma appunto per questo interviene l'autonomia differenziata, applicando la riforma della Costituzione fatta dalla sinistra nel 2001 e ti dice: se in Sicilia un servizio è peggio garantito che in Veneto, allora facciamo il costo standard, cioè definiamo il livello. Per questo è stata fatta una commissione dove c'è da Cassese ad Anna Finocchiaro, che non è un estremista di destra notamente, e vediamo quanto un servizio deve costare per garantirlo allo stesso modo a Capopassaro o a Tolmezzo. Naturalmente Barbagallo su questo non è d'accordo, ma noi il nostro tempo lo abbiamo esaurito, non però esauriremo qui come dire, l'esame di questo disegno di legge, avremo altri confronti e altri incontri. Intanto ringraziamo molto Alberto Gardillo, che è il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, e Anthony Barbagallo, che è il segretario regionale del PD. Facciamo una breve pausa e tra poco parleremo invece di cardiologia clinica e interventistica a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, adesso parliamo di salute, sanità, sfide e prospettive della cardiologia clinica e interventistica, con due ospiti importanti, il professor Corrado Tamburino, che è capo dipartimento cardio-toraco-vascolare, direttore della cardiologia del Policlinico di Catania, e il dottor Antonio Nicosia, che è il direttore dell'unità organizzativa invece di cardiologia di Ragusa. Benvenuti entrambi, partecipano in queste giornate fino a domani a un congresso che si intitola, ecco vedete qua, Sfide e prospettive della cardiologia clinica interventistica. Professor Tamburino, che cosa per queste sfide, a che scopo? Le sfide sono legate al fatto che la nostra branca, che è la branca più utile in questo momento al sistema sanitario nazionale, considerando che la prima causa di morte e malattie sono appunto le malattie cardiovascolari, è una branca in continua espansione, sia da un punto di vista farmacologico che da un punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di vista dei tool diagnostici che noi abbiamo a disposizione. Quindi qual è la sfida? La nostra sfida oggi è di essere presenti in maniera uniforme nel trattare i pazienti alla stessa maniera su tutto il territorio, quindi dare divulgazione, fare divulgazione medica, scientifica ai nostri colleghi e uniformare il trattamento. Le prospettive sono quelle di incentrare le cure sulle esigenze del paziente, ma soprattutto considerare che oggi il sistema sanitario non può essere in grado di affrontare tutto quello che è necessario per il paziente, perché tutta l'innovazione ha dei costi elevatissimi e quindi dobbiamo razionalizzare un attimo anche le risorse e utilizzarle in maniera appropriata. Sembra fatta apposta. Un attimo fa con i due esponenti politici parlavamo appunto di autonomia differenziata e quindi di risorse anche per la sanità naturalmente. Le volevo chiedere, dottor Nicosia, ci sono delle novità che riguardano naturalmente la patologia cardiovascolare, le malattie, le soluzioni tecniche, farmacologiche, che naturalmente voi esaminate e già prospettate. Vuole accennarne qualcuno così capiamo un po' anche noi? Ma guardi, delle novità, noi abbiamo una marea di novità tecnologiche, tecniche, perché adesso la cura delle gran parte delle patologie cardiologiche strutturali e quindi delle malattie delle valvole può essere curata per via percutanea. Che vuol dire percutanea? Vuol dire che non è più necessario l'intervento cardiochirurgico, o meglio il paziente è sveglio e quindi c'è una quota di pazienti che magari prima non erano operabili o che erano ad alto rischio chirurgico, che adesso sono entrati e possono essere ben trattati, e in alcuni casi adesso queste tecniche sono così mature da avere eguagliato o superato le vecchie tecniche chirurgiche. Quindi è fondamentale il confronto e stabilire quale paziente merita quale trattamento
e solo discutendo e solo creando una rete adeguata si riesce a ottenere questa cosa. Quindi, come dire, miglioramenti da questo punto di vista anche pratici, cioè chi una volta era costretto a stare... Le dirò di più, guardi, io oggi tutto questo e la correlazione è molto facile perché siamo nell'era del digitale. Ecco. Digitale vuol dire che oggi, volendo, già è una cosa che già succede tra di noi, si riesce a essere connessi con sistemi di telemedicina, di teleconsulto. Bisogna digitalizzare l'intera sanità e il punto di partenza per creare le reti adeguate di assistenza è il punto di partenza per accogliere domani l'intelligenza artificiale che cambierà completamente il nostro modo di fare sanità. Perché, professore, cambierà? Cosa fa? Ma intanto ci spaventa un po'. Allora, deve essere usata in maniera appropriata. Ecco. Oggi ci sarà l'inaugurazione, il dottore Nicosia proprio parlerà di questo, della telemedicina e dell'intelligenza artificiale. No, fino alla telemedicina ci siamo arrivati anche con i vostri colleghi. L'intelligenza artificiale è quella branca che utilizza dei software che vengono a supporto nostro nell'aiutarci nella soluzione immediata di un problema, nella interpretazione immediata dei dati. Cioè disponete di maggiori informazioni, maggiore esperienza? Ma poi diciamo tutta la tecnologia è inserita in un contesto di intelligenza artificiale per cui l'interconnessione fra le varie metodiche che noi utilizziamo porta a un prodotto finito, che è un prodotto su cui poi noi esprimiamo un giudizio. Tutto questo a vantaggio del paziente, immagino. A vantaggio del paziente perché adesso si passa dalla medicina che abbiamo oggi, che si chiama basata sull'evidenza, cioè in cui il paziente parte di un gruppo, alla medicina di precisione, cioè ci saranno i computer, i sistemi di intelligenza artificiale che ci consentiranno di mettere assieme una serie di dati, la mappa genetica piuttosto che i dati ambientali, la situazione strutturale, la malattia, per costruire un percorso dedicato al paziente e cucendo quindi la terapia farmacologica o tecnica o percutanea o interventistica sul paziente. Personalizzata. Ma tutto questo è affascinante, ma non spaventa un po' uno, cioè magari se si dovesse sbagliare qualche cosa? Vantaggio non vostra, ma delle macchine. Vantaggio. Il primo vantaggio è che diventa una medicina universale, perché la decisione è uguale e la conclusione diagnostica uguale in tutto il mondo. Poi c'è il percorso terapeutico che viene interpretato sul paziente dal medico, quindi l'errore secondo me non c'è perché c'è sempre la mente umana dietro che fa un'analisi critica del paziente, cioè noi se non smetteremmo di lavorare basterebbero al nostro posto dei robot, invece no, noi ci siamo. Però stamattina, il quotidiano della Sicilia, che possiamo anche vedere, fare l'intelligenza artificiale che riesce a fare dialogare pure le molecole della vita. Assolutamente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che riesce a combinare e a quello che diceva lui, il codice genetico, cioè utilizzare la genetica e tutto quello che vi ruota attorno nell'identificare il profilo di un paziente e poi di conseguenza noi oggi lavoriamo in maniera radicalmente diversa da come lavoravamo prima. Abbiamo una mole di farmaci e di test anche genetici che identificano le caratteristiche del paziente e su quelle caratteristiche noi poi possiamo fare una terapia mirata. Questo vale per l'oncologia, forse molto più che per la cardiologia, dove ancora c'è un intervento umano molto forte. Io non vorrei uscire tra virgolette fuori idea, ma la settimana dell'intelligenza artificiale hanno presentato il bagno del futuro, cioè la toiletta del futuro, quindi una toiletta nella quale gli escrementi della mattina vengono automaticamente analizzati e passati al computer, lo specchio ti guarda le tue caratteristiche somatiche ed è in condizione di dire, di avere un'idea del tuo colorito e quindi di prendere dei dati e tutto quello che succede la mattina viene subito elaborato da un computer. Dico, questo è... Fa un po' impressione, Insomma, la nostra generazione ha difficoltà a accettarlo. No, perché voglio dire, adesso stiamo un po' scherzando, però parliamo di cose serissime, rispettiamo il vostro lavoro al massimo, ma come dire, i controlli quando vai al bagno si sente un po', come dire, intendo dire, è un mondo violato nella privacy, no? Non è una battuta
è una battuta a metà, ma insomma per dire che è un mondo che dovremo gestire, dovremmo noi imparare e continuare a fare i medici sapendo che avremo dei nuovi strumenti che se noi sappiamo gestire adeguatamente diventano un grande vantaggio per tutti noi e li possiamo usare a favore del paziente, altrimenti dovremmo subire. Certo. Questo è bellissimo e affascinante, a parte le battute che ci siamo permessi di fare anche per un po', perché alleggeriscono poi il tempo. Però ci sono delle controversie, è vero o no? Che esistono un po' no? Certo. Questo più scientifiche, sì, meno da un punto di banali vista di quelle. scientifico noi ci muoviamo su evidenze e su linee guida, e le linee guida hanno un peso scientifico e un'evidenza scientifica, quindi in cardiologia è quanto mai rigoroso l'attenersi alle evidenze che derivano dagli studi clinici randomizzati e non dai grossi registri, quindi noi ci muoviamo così. Direi che oggi il vero problema, e sarà affrontato oggi pomeriggio, è la sostenibilità delle cure, la centralità del paziente e l'innovazione tecnologica. Ci sarà Sostenibilità cosa vuol dire? La sostenibilità vuol dire che oggi le cure costano, ecco. E quindi oggi come si fa a garantire tutto a tutti? Si dovranno operare delle scelte? Sì, no, si dovrà ricorrere alla medicina preventiva più che alla medicina curativa, si dovrà ricorrere alle assicurazioni piuttosto che al sistema sanitario. Oggi pomeriggio si parlerà di questo, ci sarà la professoressa Nicotra che è l'artefice dell'articolo a cui ci riferivamo prima, la professoressa Schillaci, Massimo Ponzellini che è un noto economista italiano, ci saremo dei medici che faremo delle domande provocative, provocatorie soprattutto, alle istituzioni regionali in campo politico e in campo amministrativo, perché la tavola rotonda che seguirà vedrà coinvolti i componenti della sesta commissione e i massimi dirigenti dell'assessorato alla salute. Perfetto, l'appuntamento allora ve lo ricordo è allo Sheraton di Aci Castello fino a domani. Fino a domani. Oggi c'è l'inaugurazione di pomeriggio che sarà un momento molto interessante con questo simposio e tavola rotonda. Grazie al professor Corrado Tamburino e al dottor Antonio Nicosia, buon lavoro e in bocca al lupo per tutte le affascinanti novità che ci state proponendo e prospettando, che certamente l'obiettivo è quello di curarci prima e evitare di passare i guai che invece purtroppo quando non si sta bene si passano. Ci fermiamo per pochissimo e poi parleremo di lavoro e sicurezza. Domani, ieri se ne è parlato a Catania, dopo purtroppo la strage che c'è stata a Casteldaccia, e gli studenti dimostrano una grande sensibilità su questo tema della sicurezza nel lavoro. Ve lo racconteremo tra pochissimo. Buongiorno Sicilia, state con noi. Sicurezza sul lavoro dopo la strage di Casteldaccia è un tema di estrema attualità ed è bello che vengano organizzate discussioni che coinvolgono gli studenti. Già sin da giovani ci si prepara a questo e quindi ringraziamo per la loro presenza l'ingegnere Antonio Leonardi, che è direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Catania, e la professoressa Sabina Gemellaro, preside dell'Istituto Superiore Vaccarini di Catania. Recentissimamente, il 28 aprile, si è celebrata la Giornata Mondiale della Sicurezza. Voi avete coinvolto in queste ore, nei giorni scorsi, fino a ieri, gli studenti per far venire fuori che cosa, professoressa? Per far venire fuori sicuramente la consapevolezza dell'importanza del valore della sicurezza, che è strettamente correlato al valore della prevenzione, perché la cultura della sicurezza è compito di tutte le istituzioni educative, la scuola in primo luogo. Io in qualità di datore di lavoro sicuramente ho una responsabilità diretta, ma sicuramente dagli anni che hanno visto l'avvio anche di attività legate all'alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, percorsi per competenze trasversali e l'orientamento, e oggi la didattica anche orientativa, sicuramente tutte le scuole
secondarie di secondo grado, siamo chiamate a curare la formazione dei nostri alunni. Infatti sono stati coinvolti 500 studenti, pensate, di 20 istituti superiori di Catania per far nascere una nuova cultura. È così, ingegnere? Assolutamente sì, l'obiettivo nostro dei nostri progetti che coinvolgono appunto le scuole e gli istituti è quello di far sì che già all'età di 15, 16 anni, 17 anni, quando il ragazzo sta costituendo il suo bagaglio valoriale, tra questi valori ci sia anche il valore della propria salute, della salute e sicurezza altrui quando poi entrerà al mercato del lavoro, eccetera. Perché siamo convinti, ormai lo diciamo in tanti, ma bisogna ancora fare tanto su questo, siamo convinti che se vogliamo abbattere il muro degli infortuni e delle malattie professionali, che in questo periodo purtroppo ci sta ancora pressando in maniera notevolissima, dobbiamo partire inevitabilmente dalla scuola e dai ragazzi. Ai nostri tempi non si parlava mai di sicurezza sul lavoro nelle scuole, neanche nell'università. Oggi si comincia e bisogna partire da lì. Se partiamo da lì, forse il ragazzo, quando poi diventerà nel mercato del lavoro, avrà fra di sé anche questo valore e avrà quindi una percezione del rischio diversa rispetto a quello che a volte abbiamo, sia se sarà datore di lavoro, imprenditore, perché chiaramente in quel caso deve far rispettare le norme, le regole e le leggi che esistono, e sia se sarà un lavoratore che è importante che abbia questa percezione del rischio, perché a volte su questo siamo tutti, l'uomo tende sempre a accontentarsi, esattamente, a dire che è quello che a me non può succedere mai. Questo è quello che risposte avete avuto dagli studenti, professoressa? Allora, sicuramente nell'ambito del convegno che si è tenuto qualche giorno fa, la partecipazione è stata attiva, ma chiaramente la partecipazione va coltivata a monte, per questo si parla di cultura della sicurezza e c'è la formazione che crea risposte diverse nel tempo e negli anni, quindi proprio nell'ultimo quinquennio in modo ancora più forte, ma è già da 8 anni che questo continuo andare a curare nella scuola quotidianamente, nelle classi, attraverso attività che coinvolgono l'intera popolazione scolastica, a partire dalle prove di evacuazione, il concetto anche di rischio sismico legato alla nostra terra, ma renderli partecipe di quelle che sono le figure della sicurezza, i contenuti minimi della sicurezza, poi ha come obiettivo finale appunto l'acquisizione di una competenza in uscita, ma si costruisce dai banchi di scuola, certo. Quindi è un lavoro quotidiano. Una giornata, mi scusi, come quella dell'altro giorno ci vede sicuramente tutti i protagonisti nel rinforzare quella competenza che va costruita ogni giorno. Competenza che abbiamo capito sia ambientale, terremoti, rischi vulcanici vista l'area dove siamo, ma anche poi appunto individuale, personale, che riguarda appunto l'ambiente di lavoro. È così, quindi tutti e due c'è una crescita importantissima da questo punto di vista. Certo, noi infatti in questo linguaggio anche diverso, perché poi per parlare ai ragazzi di questi argomenti che rischiano di essere noiosi per i ragazzi, bisogna utilizzare delle tecnologie particolari. Ecco perché noi abbiamo realizzato questo progetto, che è un progetto multimediale, che utilizza video, che utilizza brani letterari, che utilizza poesia, utilizza la letteratura, rappresentazioni teatrali, che insieme permettono di far passare il messaggio di cos'è il rischio da impianti elettrici, cos'è il rischio dall'utilizzo di macchine, perché la Luana, se si ricorda qualche anno fa, la ragazza che con una macchina rimase impigliata e fu purtroppo uccisa dalla macchina che non aveva il meccanismo di sicurezza, la chiusura che doveva avere, perché gli organi lavoratori... Anche casi concreti, avrete parlato di Casteldazzo naturalmente. Assolutamente. Che reazioni ci sono state? La percezione già della grande tragedia era avvenuta nei giorni precedenti al convegno, ma sicuramente il silenzio è stato un silenzio che ha emozionato. L'ingegnere Leonardi ha dato l'avvio proprio ricordando la strage e quindi la partecipazione dei ragazzi. Avete fatto il minuto di silenzio, che però non è stato formale ma sostanziale, commosso. L'emozione passa perché i ragazzi
si rendono conto, lavorando anche con i contenuti disciplinari, come diceva l'ingegnere Leonardi, no? Questo progetto è di calare nel quotidiano, quindi anche tramite le discipline curriculari trasversali, e in questo il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato negli ultimi anni una grande svolta, e proprio adesso al Senato è in fase di approvazione un disegno di legge per cui l'educazione civica, che ha la sua trasversalità nel curriculare, con 33 ore dedicate, probabilmente questo disegno di legge andrà nella direzione chiaramente proposta dall'ASP alle scuole, di focalizzare l'attenzione sui contenuti minimi, diritto al lavoro e quindi diritto alla prevenzione e alla sicurezza. Importante questo, che l'educazione civica si integra e si arricchisce sempre più di temi estremamente concreti e purtroppo a volte anche drammatici, come quelli della sicurezza sul lavoro. È così, ingegnere? Sì, intanto finalmente appunto c'è un disegno di legge, perché noi da 20 anni e più che parliamo di scuola e facciamo anche progetti con le scuole. Il fatto che si inserisca nel percorso curriculare, anche se minimale, perché l'educazione civica dovrà trattare tanti argomenti, è comunque un valore, un passaggio. Si instilla comunque, si instilla comunque qualcosa, benché dovrà essere fatto altro. Certo, Casteldaccia è l'esempio tra l'altro di una normativa che esiste, perché noi in Italia abbiamo una ottima normativa, una delle migliori normative a livello mondiale. Il problema quindi non è più tanto fare leggi nuove, ma è tanto quello di applicarle, di farle attuare, sia dal punto di vista ovviamente imprenditoriale, sia dal punto di vista della percezione dei lavoratori. E lì Casteldaccia è l'esempio in cui, pur avendo una norma molto specifica, quando si entra in queste cisterne, nei silos eccetera, c'è il rischio di esalazione di sostanze tossiche che possono, come è successo, bisogna avere delle procedure di sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale, dei segnalatori ottico-acustici e procedure che ormai sono abbastanza standardizzate, ma che presumibilmente non sono state seguite chiaramente. Su cui la magistratura e su cui riferiamo costantemente nel corso delle nostre aperture di informazione, però c'è un problema più, diciamo così, normativo che rende più complicata la vicenda, è la questione dei subappalti a cascata. Certamente. C'entra poco con la sicurezza, però in realtà finisce per essere poi determinante, perché se un'azienda importante come l'azienda idrica e delle fognature di Palermo poi dà un subappalto a quello dà un subappalto a quell'altro, nel corso di questo processo quelle norme di cui lei ha appena parlato, che sono tra le più accurate che abbiamo in Italia, rischiano di scendono di livello, scendono di livello. E questa certamente la catena degli appalti e dei subappalti è una catena su cui ancora occorre intervenire. Quando abbiamo scritto il decreto 81 famoso, il testo unico, abbiamo già inserito dei meccanismi per intervenire sulla catena dei subappalti. Adesso poi ulteriormente altre norme prevedono di individuare, per esempio, che ci sia un preposto, in questo caso doveva esserci un preposto della ditta committente che doveva controllare l'impresa subappaltatrice e così via. Però certamente la catena dei subappalti va probabilmente disciplinata ancora in maniera più forte, e lì bisogna intervenire su requisiti di idoneità tecnico-professionale anche delle imprese che poi si aggiudicano i lavori dal punto di vista della sicurezza. Questo è estremamente importante che lo dica lei. Gli studenti reagiscono su questo, anche su questo sono consapevoli naturalmente, anche se non è una questione che li può interessare direttamente, se no quando lavoreranno. Dal terzo anno proprio gli attuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento prima nominati alternanza scuola-lavoro, che hanno visto anche nel passato qualche triste infortunio, di nota memoria, chiaramente li mettono già davanti al mondo del lavoro. Per cui l'obiettivo finale è quello di avere la consapevolezza appunto dei rischi correlati al lavoro e l'abbattimento dell'analfabetismo, perché in questo caso parliamo di analfabetismo legato alla sicurezza. Quindi questioni di norme, ma anche questione di attrezzatura culturale, diciamo. Per ogni ambiente di lavoro presso cui i ragazzi vanno a svolgere quelle ore legate alla PCTO, quindi ex alternanza scuola-lavoro, chiaramente la formazione sulla sicurezza è obbligatoria anche per
per i ragazzi che vanno, c'è un tutor aziendale, c'è un tutor della scuola, quindi già da anni il Ministero dell'Istruzione e del Merito si muove in una cornice di rispetto delle norme, quindi in questo senso convergo con l'opinione dell'ingegnere che l'apparato normativo c'è, va poi rispettato nelle catene inferiori. E lo si potrà fare, se mi permette una conclusione un po' banalotta, però a maggior ragione se c'è maggiore consapevolezza e quindi gli studenti che poi un giorno saranno o datori di lavoro o dipendenti lavoratori sono consapevoli. Grazie anche alle iniziative vostre per le quali ci complimentiamo ancora, lavoro e sicurezza, quindi già sin dalla scuola i giovani cominciano ad apprendere e apprendono naturalmente con interesse. Grazie agli Leonardi, grazie alla professoressa Gemmellaro. Noi adesso siamo arrivati al momento del nostro almanacco, ce lo guardiamo insieme e a voi auguriamo buon lavoro e buon proseguimento. Grazie. Buongiorno Sicilia, state con noi. L'aceto è un ammorbidente perfetto, semplice e naturale, rimuove anche i residui di sapone nella lavatrice e riduce l'elettricità statica nell'asciugatrice. È possibile aggiungerlo ad una palla lanuginosa e gettarlo assieme al bucato o versarlo direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Un momento importante di sensibilizzazione per promuovere e diffondere la mobilità sostenibile nel nostro paese e vede coinvolte centinaia di associazioni e di comuni in tutta Italia. La brontofobia è la paura del rumore dei tuoni. Chi ne patisce imposta la sua vita in base alle previsioni meteo e alcuni non escono di casa nemmeno per andare al lavoro se c'è minaccia di maltempo. Ne soffre quasi il 2% della popolazione mondiale. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, andiamo a dare un'occhiata alle stelle con Marco Amato, il weekend delle stelle. Ciao Marco, benvenuto. Che tazzina abbiamo oggi di caffè? Bentrovati, oggi è una tazzina a raku, è artigianale e ha i colori del sole, proprio perché oggi è finalmente una bella giornata e si respira una vera e propria aria di primavera, quindi volevo dedicare i colori al sole. Bellissimo questo, bene, che cosa ci aspetta? Allora, è un weekend molto interessante visto che la luna si prende un po' più il significato di Diana cacciatrice e si muove nel regno di Mercurio, nei Gemelli, una luna quindi associata alla comunicazione assolutamente dinamica e vibrante e che vuole stimolare più segni zodiacali. Chiaramente con una luna così dinamica i più avvantaggiati sono i segni d'aria. Gli Aria hanno la caratteristica della comunicazione, dell'intelligenza e delle idee, soprattutto il Gemelli che oggi con questa luna tenderà a sciogliere le regole proprio perché è una luna appunto come la Diana olimpica che tende a essere abbastanza scontrosa con le regole di Saturno. Oggi non ne vuole sentire e quindi gli Aria saranno più scatenati che mai, in particolare i Gemelli che andranno a briglia sciolta in termini comunicativi, riprendendo pure la loro socialità e le loro conoscenze. Per la Bilancia invece arrivano delle comunicazioni importanti, degli inviti molto validi. Anche sentimentalmente la Bilancia sta andando incontro ad una metamorfosi del suo modo di porgersi che la porterà comunque a concretizzare dei nuovi rapporti. Gli Acquario sono sempre più originali e stravaganti e con una luna del genere oggi saranno presi da mille impegni ed è soprattutto l'uscita sociale che vi mette al centro dell'attenzione, soprattutto se oggi farete un bell'incontro che potrebbe avere anche dei risvolti affettivi. Cari Acquario, è arrivata l'età dell'amore per voi. Cosa fanno gli altri segni zodiacali? Per regola sappiamo che se va bene agli Aria va bene anche ai Fuoco, in particolare Ariete e Leone, che oggi non intendono assolutamente sottostare o declinare.
Più accomodante il Sagittario, che invece sente tutto un po' più distante proprio perché Mercurio in Gemelli, quindi è in opposizione. I Sagittario che staranno più ad ascoltare oggi e a captare le informazioni che più utili saranno per capire meglio sia le persone che stanno loro vicino, sia una serie di combinazioni lavorative che potrebbero avvantaggiarli. Cosa fanno gli Acqua e i Terra? Con una luna così aerea è chiaro che i Terra rallentano un po', in particolare il Toro, che avrebbe bisogno di maggiore rassicurazione, mentre invece la Vergine, con una luna di quadratura, deve un po' gestire il punto di vista altrui. Non sempre le cose fatte a regola d'arte trovano il riscontro adeguato, quindi indagare più sulla fenomenologia sarebbe opportuno. Capricorno è una luna troppo distante in gradi, non dialoga con voi, ma a voi sta andando tutto bene per adesso. Gli Acqua, il Cancro, oggi non ha proprio voglia di stare zitto, e questo potrebbe giustificare tutta una serie di cadute un po' infelici, quindi cari Cancro oggi state attenti. Scorpione e Pesci oggi hanno in comune con questa luna una cosa, ovvero assolutamente acuti e empatici come sempre. I due segni zodiacali oggi dovranno essere convinti della validità di tutta una serie di proposte e argomenti, se no non si fideranno, come giusto che sia. E detto questo, auguro ad ognuno un buon weekend e ci rivediamo lunedì. Buongiorno grazie, Sicilia, grazie. ciao Michele, ciao Angelo. Evviva, grazie a te, buon weekend a te e buon weekend a tutti voi. È arrivato il venerdì e siamo pronti per vivere questo fine settimana e come sempre pronti anche a proporvi qualcosa di simpatico e divertente da fare in questi giorni. Vi raccomando, prendete nota per non farvi sfuggire nulla. Questo fine settimana tornano le contrade dell'Etna, la rassegna più importante dei vini prodotti sul vulcano siciliano, che giunge alla 15ª edizione, con 3 giorni, da sabato 11 a lunedì 13 maggio 2024, di cui solo il secondo aperto ai wine lovers. Un centinaio di cantine che rappresentano l'eccellenza della produzione presenteranno i loro prestigiosi vini proponendo una degustazione libera a tutti i partecipanti. L'evento si svolgerà a Rovitello, frazione di Castiglione di Sicilia, negli spazi del Picciolo Etna Golf Resort, che vuole riunire i produttori locali nel rituale dell'Amprimer, improntato direttamente dalla storica tradizione di Bordeaux. Protagonisti dell'evento saranno anche diversi personaggi illustri del mondo del vino, come Pietro Russo, il primo enologo Master of Wine italiano, che condurrà una delle 4 masterclass, e la madrina di Contrade, Stevie Kim, fondatrice della scuola di formazione Vinitaly International Academy e coordinatrice di Opera Wine, la classifica dei 100 migliori vini italiani secondo Wine Spectator, presentato ogni anno a Verona. I biglietti sono acquistabili su Ticket One. Anche quest'anno torna Cannizza Robot. L'evento si svolgerà domani dalle ore 9 alle 17 presso l'Aula Magna dell'Istituto Cannizzaro di Catania. Negli ultimi anni la competizione ha visto robot progettati per simulare scenari di emergenza e di sostenibilità ambientale. Nel 2023 il focus è stato sulla raccolta differenziata nella città di Catania, con i robot che si spostavano da una casa all'altra per raccogliere e separare correttamente i rifiuti. Quest'anno la gara prevede dei robot guide turistiche della città di Catania che si recano in aeroporto e in stazione per accogliere i turisti e portarli a visitare i 2 monumenti della città di Catania. Dopo un'assenza lunga 12 anni, torna uno degli eventi culinari più dolci di Sicilia, la Sagra del Cannolo di Piana degli Albanesi. La manifestazione si svolge sabato 11 e domenica 12 maggio in piazza Vittorio Emanuele a Piana degli Albanesi e coinvolge pasticceri locali e della vicina Santa Cristina Gela, che vogliono valorizzare il loro prodotto culinario di punta, Sua Maestà il Cannolo. Piana degli Albanesi, comune in provincia di Palermo, è uno dei luoghi simbolici per la produzione di cannoli in Sicilia. Il tour nei luoghi di interesse artistico e culturale nelle isole di Francesco Gabbani prosegue con una nuova tappa in Sicilia. L'artista sale sul palco l'11 maggio a Melilli per un concerto a ingresso gratuito in piazza San Sebastiano.
A partire dalle 21 Gabbani inizierà il suo show accompagnato dalla band. Un viaggio fino alla Valle dei Templi di Agrigento e all'antica stazione ferroviaria di Porto Empedocle. Torna il treno storico dei Templi tra Palermo e Porto Empedocle per ammirare le bellezze paesaggistiche siciliane. Domenica 12 maggio la prima corsa, con partenza dalla stazione centrale del capoluogo. Il treno è composto dalla locomotiva storica anni 70, da una carrozza chiamata 100 porte degli anni 30, da 3 carrozze terrazzini e dal bagaglio a carrelli che ospita le biciclette. E anche per oggi vi abbiamo detto tutto. Ci risentiamo venerdì prossimo per darvi altri imperdibili appuntamenti. Buona giornata e buon weekend! Tutti voi, ma intanto restiamo nella giornata di oggi, che è il 10 maggio, per fare un salto nel tempo. Il 10 maggio del 1497 Amerigo Vespucci salpa dal porto di Cadice per intraprendere il suo primo viaggio verso il nuovo mondo, e durante questa sua prima esplorazione toccherà terra nell'attuale Colombia e tornerà in Europa navigando nelle acque tra Cuba e la Florida. Altro anno, altra esplorazione, 1503 Cristoforo Colombo scopre le isole Cayman e le battezza le tartarughe, no? A causa delle numerose tartarughe marine che vi sono presenti. Poi il 10 maggio del 1752 Benjamin Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, con un'asta in ferro di 12 metri estrae l'elettricità sotto forma di scintille da una nuvola. Effettua così il primo esperimento di funzionamento del parafulmine. Attenzione, perché il 10 maggio del 1908 Anna Jarvis organizza a Grafton la prima giornata della mamma. Anna ha scelto il garofano come simbolo di questa festa, rosso per le mamme in vita, bianco purtroppo per le mamme scomparse. Nel 1914 il presidente degli Stati Uniti Wilson ha deciso ufficialmente che la seconda domenica di maggio sia dedicata alla festa della mamma. Ancora, il 10 maggio del 1962 la Marvel lancia l'incredibile Hulk, lo diciamo all'italiana, una creatura mostruosa dalla forza sovrumana messa al servizio del bene. Il personaggio è debuttato pochi mesi prima che un altro supereroe catturasse i fan nella sua ragnatela. Avrete già immaginato di chi stiamo parlando. 10 maggio 1981 François Mitterrand vince il ballottaggio e diventa presidente della Repubblica Francese, l'inizio di quella che verrà definita l'ultima monarchia di Francia, rimarrà all'Eliseo per ben 14 anni. Dalla Francia all'Italia, 10 maggio del 2006, alla quarta votazione Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente della Repubblica Italiana, senatore a vita, già ministro dell'Interno, il primo capo dello Stato a provenire dalle file dell'ex Partito Comunista Italiano. 10 maggio del 1960 nasce Bono, eccolo qua, gli facciamo gli auguri di buon compleanno, mito del rock da oltre 30 anni, gli stessi che lo hanno visto dare anima e voce agli U2. Sui documenti si chiama Paul David Hewson, è nato a Dublino. Tra i tanti capolavori noi vi presenteremo, per salutarci, A Beautiful Day, pubblicato nel 2000, è stato un successo commerciale notevole e anche oggi è uno dei maggiori brani di successo degli U2. È stato al numero 1 nel Regno Unito, ha trionfato ai Grammy Awards in 3 categorie. Noi ci rivediamo lunedì 13 e che questo sia per tutti voi A Beautiful Day. A lunedì.